label che si mette sulla sua camera e su YouTube fa lo Sì, streaming? più lo streaming su YouTube, sì. No, a noi basta registrare per avere una documentazione dell'evento.
mi sentite? Sì. Tanto grazie per essere venuti. Io all'inizio la parola all'assessore Daro, che rappresenta l'amministrazione che ci ospita questa sera in questa feria del provincia. Grazie assessore. Buonasera a tutti, un saluto da parte dell'amministrazione comunale di Pozzuolo del Friuli e del sindaco Bressani e un ringraziamento particolare alle associazioni ANA che hanno organizzato questo evento, Almonia, e a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione dell'evento di questa sera, che è un momento importante di ricordo degli eventi tragici che questo tempio e noi tutti come comunità ogni anno commemoriamo nella giornata di domani. Quindi non possiamo che accogliere, sostenere, continuare a ricordare quei fatti che stasera saranno commentati, perché le nostre comunità devono continuare a ricordare gli eventi drammatici della guerra e cercare di combattere per la pace. E questo è l'insegnamento più importante che in un tempo come questo ognuno di noi deve impegnarsi a fare. Quindi grazie. Grazie assessore, veramente grazie a tutti. Vorrei ringraziare chi ha reso possibile questa serata, e quindi in primis l'amministrazione, il comune, che si trova su essere qui, e Michele Frappa che ci ha accolto la nostra chiesa bellissima, il Fioretti che rappresenta un caduti e che ha reso possibile questo spettacolo, e i vari gruppi alpini, Montegalla, il gruppo di Cesario Toreano, che sono presenti questa sera. Questo spettacolo è uno spettacolo, diciamo, per la prima volta, anche se è un altro lavoro realizzato con il cuore, da un gruppo di alpini paracadutisti, che nel 2017 realizzarono un momento evocativo estremamente toccante, che attraverso una staffetta di 16 podisti ripercorse l'itinerario della ritirata di Russia, correndo per circa 200 km ogni giorno e rivivendo i luoghi e le emozioni che quei luoghi davano a chi calpestava quel terreno per noi sacro. Il primo giorno di questa staffetta un signore si presentò vicino a loro che si approntavano a muovere con un sacchetto di plastica e dentro un oggetto che lo teneva a casa da lungo tempo. E quell'oggetto era una gavetta di un nostro soldato, una gavetta che portava il nome Pasqualetti Enrico. Ecco, questo è stato il testimone di quella staffetta che è ritornata dalla Russia attraverso quell'itinerario doloroso fino ai familiari di questo soldato. Questa sera invece lo spettacolo che assisteremo è uno spettacolo che nasce da un libro scritto da un cappellano militare, Don Carlo Chiavazza, che scrisse un libro scritto sulla neve e che quindi racconta come questo cappellano nel suo percorso verso l'Aita sentiva le storie di questi soldati, che ce l'ha fatta, chi non ce l'ha fatta, chi si raccomandava di portare un saluto alla mamma, una volta con la moglie. Ecco, e quindi questo spettacolo ripercorre questo itinerario attraverso le parole che sono arrivate a questo cappellano. Questa sera abbiamo anche tra noi la madrina del gruppo di Ceresetto, di cui io faccio parte, la signora Adelina Adamo. Questa signora per noi è questa signora per noi è un esempio vivente di quello che è stato il sacrificio che le donne hanno dovuto sopportare con questa drammatica esperienza che a noi serve per formare e alimentare una cultura della pace. Adelina è mamma di un alpino, è moglie di un alpino, è figlia di un alpino che è partito per la Russia e non è più tornato. E il giorno in cui Adelina nasceva, il padre moriva a Nikolaevka, il 26 di gennaio del 1940. Quindi ecco la
Caterina adesso ci leggerà la preghiera dell'Alpino, che per noi è particolarmente sentita proprio perché è recitata da lei. Tutti attenti. Sulle nude rozze, sui perenni ghiacciai, suoni danza delle armi, ove la provvidenza ci ha posto baluardo, fedele delle nostre contrarie. Noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'anima a te, o Signore, che proteggi le nostre madri, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri anni. Dio Onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo, di fede e di amore. Salvaci dal cielo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della palanca. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle dirette cadenti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto ed accolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci ed accogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi e ignari, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi, così sia. Tutti in riposo. Ovviamente in particolare la sezione AMA da cui il Presidente Marco e i consiglieri che sono presenti con noi questa sera. Adesso allora assisteremo a questo spettacolo, il titolo è Io mi salverò. Voce narrante Sara Trevisan, Daniele Monachella, voce di Don Carlo, Alessandro Sudiro per i testi e la ricerca storica, Raimondo Riu, regista, Alessandro Randolini, a violino Davide Pais, alle Brunegas Fabio Lenz. Grazie a tutti e buonasera. «16 gennaio 1943, Podgornoje distava una trentina di chilometri dal Don ed era il centro base della sussistenza, degli ospedali da campo, dei rifornimenti della divisione tridentina. La guerra non risparmiava la città, dove facevano capolinea i treni che giungevano dall'Italia. Nelle corridie si svolgeva un intenso movimento di alpini, di fanti, di automezzi. Non passava giorno che gli aerei non giungessero a bombardare strade, case, colonne di soldati, e ogni giorno militari e civili rimanevano uccisi.
Agli aerei bisognava aggiungere l'insidia notturna dei partigiani, sempre più numerosi e venerati. Il freddo doveva superare i 30 gradi sotto zero. Sentivo sulla pelle una leggera patina di ghiaccio. Aprì i 2 battenti dell'ambulanza. Un corpo mi cadde addosso. Scheletrito, rigido. Andrea era morto. Di freddo o per la ferita precedente. Me lo caricai sulle spalle e lo adagiai sulla neve mentre gli altri feriti erano portati nell'isola. Mi sentivo intirizzito, dolorante. Guardavo il volto pallido di Andrea, quel corpo lungo e secco, quegli occhi dilatati dal terrore. Addio, vecchio amico. Trascinai il corpo in una cunetta tutta bianca. Lo composi come potevo. Teneva tra le mani la catena d'oro e la medaglia della Madonna. Mi accorsi che sapevo molto poco di lui. Mi aveva raccontato quasi nulla di sé, gli avevo voluto bene come a un fratello e lo lasciavo lì, abbandonato sulla neve, insepolto, solo. Una volta Andrea mi aveva detto: sa padre, se sapesse la mia casa, quanto è bella la mia casa. E sorrideva, con gli occhi chiusi per concentrarsi meglio nella visione delle montagne trentine. La sua casa era una baita dal tetto di pietra che odorava di pecore e letame, ma era la sua casa. Chissà se prima di salire in cielo la sua anima era passata a dare un saluto alla sua mamma. Addio Andrea, ti porterò nel cuore sempre, tutta la vita. Il tenente medico mi chiamò. Tutto a posto, capellano, puoi ripartire. Andrea è morto, tenente. È morto? Che te ne importa? È il mezzo più sbrigativo per toglierci da questa bolgia, da questo sporco mondo. Andrea era già diventato una pratica, un nome sulla carta bianca della burocrazia. Il suo dramma, la sua tragedia, non contava più nulla per i vivi. Tieniti a miei soldati di sanità, qui basta da solo. Tanto tornerai presto. Arrivederci. Non lo rividi più. Nella notte arrivarono le truppe russe. Il tenente medico, i feriti, i malati scomparssero nel nulla. Non conoscevo mai il loro soldo. 4 giorni dopo ero di nuovo lì, a Postoiani, al centro di una battaglia furiosa. Era stata conquistata da poco. I soldati dell'Armata Rossa erano stati snidati casa per casa. E l'Isba era lì. L'Isba dove avevano lasciato il tenente medico e i feriti bruciava ancora. Davanti all'ingresso una trentina di russi falciati dalle pallottole giacevano nelle pose più macabre. Accanto a loro i corpi di alcuni alpini del Verona. Cercai la salma di Andrea nel vicino affossamento dove l'avevo composta e salutata. Niente, nessuno, nulla. Anche il paesaggio, anche il terreno attorno pareva trasformato. La neve, solcata dalla violenza dell'uomo, si era impiegata come buchi. I carri armati, i cannoni, i mortali, la lotta furibonda degli alpini avevano cambiato i collodati al volto maestoso, intimo e misterioso di questo lembo di terra russa. Rimanevano i corpi di chi era caduto, il pesante puzzo delle granate esplose, il lamento dei feriti. Lungo, monotono, lugubre. Vederci, gli aveva gridato il tenente medico 4 giorni prima. Si era dimenticato di dirmi dove e quando. Il 17 gennaio 1943, Podgornoje, ore 10. Il movimento nella cittadina era diventato caotico. Alpini e soldati di tutte le armi e dalle più lontane provenienze s'aggiravano come fantasmi dal passo smarrito, senza zaino, senza armi. Slitte tedesche ingorravano il centro della strada principale.
I cavalli cosacchi mangiavano avidamente la paglia dai tetti delle isole. Si avvertiva nell'aria un senso di attesa, di un'incombente minaccia di morte. Il maggiore e i medici del 622esimo ospedale da campo avevano il volto tirato, duro. Ci accolsero come se fossimo dei rivivi. Ti credevamo morto o prigioniero? Perché, maggiore? Siamo circondati. Postoia lì dove eri tu e i mago russi hanno annientato l'infanteria del quinto. Pochi soldati sono riusciti a sganciarsi riparando nei boschi. E i feriti che ho portato, maggiore? Se non lo sei tu, io tacqui. Capivo la loro angoscia. Davanti al pericolo si sentivano disarmati. La loro lotta era quella di strappare gli uomini dalla morte. Dalla porta socchiusa dell'ospedale giungevano i lamenti dei feriti. In un capannone erano stati deposti diversi cadaveri allineati al suolo. Dopo andrai a seppellirli. Adesso vai a dormire, sei stanco, dopo ci racconterai. Maggiore, ma i feriti qui, dove li porteremo? Non preoccuparti, non li trasporteremo più, almeno così è l'ordine. Chissà, prima di notte tutto può cambiare. Alle 18 di quel 17 gennaio 1943 era giunta al comando la comunicazione ufficiale del ripiegamento. Gli alpini della Tridentina, della Cuneus, della Illuria e della divisione di fanteria Vicenza avrebbero lasciato il fronte sul Don alle prime tenebre della notte. La Tridentina sarebbe giunta a Pordornoie il mattino del 18. Non si sapeva ancora se si sarebbe allungata lungo la ferrovia. Si attendevano ordini. Non si sapeva ancora quale sarebbe stato il destino dei vari servizi, dalla sussistenza agli ospedali da campo, alle varie infermerie. Si attendevano ordini. Un fatto era certo. I russi avevano aperto una breccia nel secondo corpo d'armata ed erano penetrati in profondità. Si attendevano ordini. Incominciò da quel momento la lita di voci, di contraddizioni, il continuo altalenare di speranza, di sconforti, di parole decise, di parole sussurrate, di amari commenti e di tragiche ironie. Il tenente farmacista affermò: stasera arrivano i carri armati tedeschi alle nostre spalle e hanno tolti dal fronte occidentale, vengono a liberarci. Tutti guardavano il tenente in silenzio, lo credevamo impazzito. Da un mese si parlava di Hitler che avrebbe inviato carri armati. Non ne avevamo visto nemmeno l'ombra dei carri armati. Il tenente farmacista scoppiò in una risata isterica. Scherzava, ma dentro era evidente per il suo volto. Erano le 14 circa, bisognava seppellire molti prima che scendesse la notte e prima dell'arrivo di altri feriti, di altri morti. Al capannone dei soldati di sanità stavano caricando sull'autocarretta le salme degli alpini caduti. Il tenente dell'amministrazione aveva tolto loro il piastrino di riconoscimento e compilato l'atto di morte secondo il formulario stampato. Io montai sulla carretta, inginocchiai accanto ai miei alpini addormentati per sempre. Erano 5. Recitavo le preghiere dei defunti e pensavo al dolore che si sarebbe acceso un giorno in tante famiglie dalle quali questi ragazzoni erano partiti senza più fare ritorno, dispersi. Il 18 gennaio 1943, Pordornoie. Nelle prime ore del mattino incominciò l'afflusso degli alpini della Tridentina e della divisione infanteria Vicenza che avevano lasciato il Don la sera precedente. Le compagnie anticarro giungevano in file ordinate, possenti, nel grigio liquidore di un'albagella, e lunghe file di muli, di carri avanzavano nella neve tra il vago gridare dei concerti. I battaglioni si attesavano
con le isbe a destra di Portofino. Un terzo del quinto e del sesto reggimento era rimasto al posto di combattimento e gli altri carri per 8 ore contro ogni sorpresa nemica e quindi si sarebbe sganciato. Gli alpini delle trincee raccontavano agli alpini delle retrovie i combattimenti impegnativi degli ultimi giorni e gli attacchi dei russi respinti. La battaglia divenne incandescente, a tratti apocalittica, per il rombo infernale dell'artiglieria e delle catiusce. La linea alpina non ebbe tentennamenti. Di qui non si passa, ripetevano gli alpini artiglieri del Valcamonica. Il letto ghiacciato del Nord era cosparso di morti e di feriti. In un giorno solo, circa 800 uomini dell'Armata Rossa perdettero la vita. Restarono disseminati davanti alle trincee e ai reticolati alpini in posizioni strane, immobili, nella fissità del gelo e della morte. Tutti eravamo convinti che la sosta sarebbe stata breve e impiegavamo il tempo a rifornirci di viveri e di vestiario che prelevavamo dai magazzini. Gli ufficiali tra un rapporto e l'altro davano ordini e consigli ai loro uomini. Tutti per uno e uno per tutti! Se staremo uniti ci salveremo! Finché avremo armi e munizioni non ci fermeranno di certo! Il caos cresce attorno a noi. Tutte le isole sono straniere di soldati di ogni provenienza, dalla fanteria agli alpini della Iulia, agli alpini della Cuneese, senza contare i tedeschi e i civili russi. La credentina ha ricevuto l'ordine di partire in assetto di combattimento con viveri per alcuni giorni. Tutto ciò che può ingombrare viene abbandonato. Pochi viveri. Le munizioni hanno il posto loro. Il tempo è cambiato. Il cielo della sera è una cappa incubita. Forse dedicherà. Gnocchi mi parla del rapporto ottenuto dal generale Nasci e dal generale Revere. Quest'ultimo ha preso le redini delle situazioni umane con una concezione audace e spregiudicata. Ricordatevi, qui non siamo in ritirata, mettetevelo bene in testa, questa è una battaglia di balzata in cui non facciamo che andare incontro e addosso al nemico, incontro e addosso al nemico. Egli sa che i suoi alpini lo seguiranno sino in fondo e che non si arresteranno più finché avranno armi e ci saranno uomini vivi per partire all'attacco, sino in fondo, sino allo sfondamento della sacra. La libertà diventa una conquista contro il gelo, contro la fame, contro i cannoni, i carri armati, le trincee. La morte. 19 gennaio 1943, Obit. La cittadina di Obit si trova in una colpa circondata da basse colline, dove il quinto e il sesto reggimento della Tridentina sono pronti ad avanzare per aprire una via di fuga. La situazione è critica. Solo la divisione tridentina è operativa, supportata dall'approvata licenza e da piccoli rinforzi come il secondo battaglione Genio e squadroni smontati di cavalleria. Dopo una sosta strategica, il 19 gennaio, si attendevano le divisioni Iulia e Cuneese, ma giunsero solo gruppi disbandati. La Iulia distrutta a Rossosh e la Cuneese impegnata altrove. Al nord, gli ungheresi si ritiravano caoticamente, mentre i tedeschi mantenevano ordine e potenza pronta. Circondata, la Tridentina fronteggiava battaglioni russi e minacce di carri armati. Il generale Revere puntava sul piano audace, attaccare senza sosta, disorientare il nemico con marce rapide e notturne e affidarsi alla tenacia degli alpini. L'attesa nel giardino di Obit divenne spasmodica, snervante. Si viveva in un mondo irreale e brutalmente vero. L'incertezza di ciò che il domani avrebbe riservato
la tensione di ciò che sarebbe potuto capitare da un momento all'altro paralizzava le forze, provocava improvvisi crolli morali. La notte respirava l'incubo delle ore misteriose. Sei cappellano, vero? Sì, certo. Hai visto fuori i corpi dei partigiani russi uccisi? Li ho visti, generale. Allora vieni, andiamo a nasconderli da qualche parte. Se stanotte arrivano i russi e ci prendono prigionieri, bisogna che non vedano quei corpi, altrimenti possono compiere una rappresaglia. L'angoscia caricata nel cuore di quell'uomo. L'aria bruciava scendendo dalla gola ai polmoni. Faticammo non poco a staccare i cadaveri dal ghiaccio del suolo e a trascinare i corpi di 3 partigiani russi sotto una tettoia. Infine li ricoprimmo di paglia. Va bene ora? Sì. Allora io vado, generale. Nell'Isma ritrovai un'atmosfera stagnante, ma il caldo faceva bene e mi addormentai. Mi svegliarono gli urti, il gridare, l'affanarsi della gran parte degli ufficiali. Indossavano con gesti nervosi giubbe e pastrani, cercavano i cinturoni, controllavano le rivoltelle, infilavano in tasca paglia a tracolla con la riserva dei viveri e le bombe a mano. I russi erano arrivati. «20 gennaio 1943, Postojani. La battaglia di Postojani, iniziata all'alba del 20 gennaio, vide i alpini della 45esima compagnia e il 6° reggimento tridentina impegnati in uno scontro senza tregua contro le forze russe. Mentre le autocorvette portavano i fornimenti e i muli avanzavano sui sentieri ghiacciati, il bombardamento russo colpiva Orlito e le truppe in marcia. Il 2° battaglione Genio, con 700 uomini, respinse l'assalto dei carri armati e costrinse i russi alla ritirata, sacrificando 450 soldati. La Tridentina riuscì così a proseguire verso Postojani, scrivendo una pagina eroica della storia alpina. Ho percorso anch'io quel cammino di sangue e mi sono chinato sui morti e sui moribondi. Qualche alpino spirò tra le mie braccia. Gli altri meno gravi furono raccolti nelle scritte o sistemati nelle case per le peregrinazioni. In ogni angolo, sugli usci delle isole, tra i cumuli di neve, giacevano corpi inanimati di russi e di alpini, di combattenti e di civili. Senza pietà doveva essere stata la reazione russa contro i civili sospettati di collaborazionismo con le truppe italiane. Trovai i cadaveri di decine di donne fucilate nelle case, sugli spiazzi nevosi. Dopo le 14, l'avanguardia del generale Revelli è già sulla strada per Novo Targovo. Alle 17 circa impegna il combattimento per la conquista del paese e sfonda per la seconda volta l'accerchiamento delle truppe russe. Gli alpini si concedono una breve fermata, poi riprendono la strada verso le Marine. Gli sbandati seguono questa marcia come possono, i feriti più gravi sono rimasti a Postojani. I muli che trasportano munizioni e rifornimenti seguono i battaglioni della Tridentina o fiancheggiano gli sbandati. Ho davanti alla mente coloro che abbiamo dovuto lasciare a Postojani, i feriti gravi, crocenati, e penso ai caduti lungo la pista di Postojani. I loro corpi sono stati travolti da muli, dalle slitte, sono stati annientati, polverizzati nella neve da 40.000 scarponi in marcia verso l'Italia. Mi ricordo sempre questi caduti. Per loro non ci furono né croci né lacrime. La steppa russa è diventata una tomba muta perché ha dato tutto se stesso per la salvezza degli altri ed ha pagato con il sacrificio estremo l'onore di essere un alpino, l'onore di essere un alpino, perché la leggenda delle penne nere si chiama dai veci e logia, con imputato e affascinante splendore. La marcia però si svolgeva a famosa. Ora
siamo diretti al nuovo Calcutta ed è notte. Sull'orizzonte di un cielo di stelle e pallottole traccianti segnano la rotta da tenere. Si sente il crepitio di una mitragliatrice. Partigiani russi e carri armati attaccano sul nostro fianco e scatenano la reazione di un pattuglione della Fiorentina. Noi sostiamo all'aperto in attesa che la strada davanti a noi si faccia libera. Nella lunga colonna di gente che non combatte più e che spera di farci di seguire la nave pilota della Fiorentina ripetono: tutti uniti! Ci salveremo! Solo così ci salveremo! I salvi si occupino dei feriti! 21 gennaio 1943. Novo Kakhovka, Limarevka, Krazzovka. Da Novo Kakhovka a Limarevka la marcia sottopone il fisico a tutto lo sforzo. È giovedì 21 gennaio. La tormenta flagella la colonna e avvolge i soldati con folate di neve ghiacciata. Gli occhi bruciano. Siamo obbligati a camminare come vecchi e rattrappiti. I primi accelerati boccheggiano ai margini della pista per morire. Mi avvicino uno che sta seduto. Si sorregge la testa con ambre le mani. Non si muove. Tento di scuoterlo, è possibile, è già gelato. Una statua di carne marmorizzata di freddo. La colonna procede in silenzio e non si è fermata. Sul far della notte giungiamo a Limarevka e ci ripariamo in un ripostiglio, accendiamo il fuoco e faccio un giro per le isole. Sono incredibilmente sta bene. La gran parte degli alpini si è seduta all'aperto sulla neve attorno ai fuochi in un bivacco di fortuna. Dopo mezzanotte la tormenta diminuisce sino a cessare. Siamo sdraiati, stretti uno accanto all'altro e cerchiamo di riscaldarci a vicenda. Sento i pidocchi scivolare indisturbati su e giù. Infine mi addormento. Violenti scoppi di ire, spaventose bestemmie mi svegliano di colpo. Un'isma brucia. Il fuoco ha intaccato le pareti di sterco e di legno e il tetto di paglia con una violenza inaudita. Qualcuno urla che rispettiamo e ripaiono le voci di due persone. Impossibile per noi entrare. L'isma brucia ancora. Le fiamme saltano nell'aria sempre più alte, sempre più crepitanti. E le voci si affievoliscono. Ti prego, Dio. Fa che perdano subito i sensi, fa che muoiano presto senza troppo soffrire. Gruppi di sbandati allungano le mani per scaldarsi il fuoco. L'isma diventa un gonfio di cielo. Una tomba di più nella stippa. Mi guardai attorno. La fiumana degli sbandati sfilava taciturna. Mi accorsi di aver perso tutti i contatti con il mio gruppo. Ero solo con me stesso e contro l'insidia della steppa. E presso di Krazzovka mi imbatté in una grande massa di uomini che ostacolavano il passaggio e guardava angosciata verso alcune autocarrette. Mi spiegano la ragione di tale manovra. Le autocarrette della Fiorentina, piene di feriti, sono state abbandonate perché prive di carburanti e gli autisti avevano ricevuto l'ordine di far saltare il motore, di sparare negli pneumatici e di incendiarli. Portateci via. Portateci via. Vogliamo tornare a casa. Tendevano le mani, offrivano ricompense. Un ufficiale smistava uno ad uno nelle slitte. Un alpino si caricò sulle spalle un congelato in piedi e si incamminò dietro la colonna che si allontanava sotto vista. Non ce la fai, vero? Aspetta, ti cerco la slitta. Fummo fortunati, perché 2 friulani liberarono la slitta e accolsero il congelato come un fratello. Erano tutti e 4 friulani della Giulia, della stessa terra. 22 gennaio 1943, Scegliachino. Gli scarponi sono diventati di piombo. Da 3 ore vado avanti senza guardarmi intorno. Prima
Monto la colonna proseguendo al lato. Qualche volta scivolo e il cadere mi dà un senso di riposo. Rimango brevi istanti con gli scarponi verso il cielo. Non sento più il freddo. Dopo 3 ore incontro un grande ammasso di spinte, verde, e di fronte alla collina si spara. È la battaglia di Scegliachino, la massa degli sbandati afferma, in attesa al di là della ferrovia. Alcuni carabinieri cercano di mantenere l'ordine, non ci riescono. La massa deborda sui fianchi. L'artiglieria di gruppo Galcamonica spara a tutto andare. Gli artiglieri lavorano svegli, precisi. Su costoni delle colline la rotta si è fatta più vola. Carri armati russi escono da un posto. Un cannone del tipo Fischer cerca di centrarlo. Un carro armato si incendia. Gli alpini avanzano. Da una parte e dall'altra avvolgono in una mossa di ferro il piattino nel quale sorge la cittadina di Scegliachino. Avanzano pazzi, scivolo, con rapide corse, niente li arresta. Non vedono ficcare, vanno avanti lanciando bombe a mano contro nidi di mitragliatrici, sparando come moschetti, attenti nei movimenti, scatenati nello sforzo. Sono magnifici. Un alpino è rotolato in un avvallamento. Ha ancora pochi istanti di vita, ansima, con le braccia allargate in avanti nel tentativo di rialzarsi. Mi allungo al suo fianco, tendo l'orecchio per cogliere le parole che mi pare stia mormorando. E dice: pane. Poi non capisco più nulla. Lo abbraccio a nome di tutti gli sbandati per i quali è morto. Mi sento però disperatamente triste. È pomeriggio inoltrato. Precediamo un reparto di conducenti comuni carichi di munizioni e di armi. Qualcuno dice: siamo fuori dalla sacca. Al fondo della valletta il mio gruppo ha un brusco arresto. Da molte parti giungono rumori di spari, c'è un po' di confusione, di attesa smarrita. Poi la colonna inverte la marcia, si avvia di gran carriera nella direzione opposta verso sud. Siamo stati attaccati dai russi. È la marcia più pazzesca che abbia compiuto nella notte. A passo sostenuto osservo le slitte. Qualche volta un conducente mi permette di aggrapparmi alla coda del muro per sveltire il passo con un piccolo aiuto, ma anche i muri sono sfiniti. Il passaggio attorno subentrale. La luna bassa e lumine forti. La colonna subisce un altro arresto. Questa volta è un muro caduto in un fosso con il carico. Si è spezzato le gambe. Un ufficiale gli spara 2 colpi di pistola. Perdo terreno e mi accorgo un altro muro. Il conducente lo tiene su per la cavezza. Gli parla, monosillabi. Lo chiama Fulmine e a tratti con la mano mi accarezza il collo. Fulmine! Fulmine! Giungiamo sulla vetta di una collina e continuiamo la marcia verso sud. Alle nostre spalle, in direzione di Val Marocca, le artiglierie sparano senza interruzione. Il crepitare dei colpi riempie la notte e ci accompagna l'umore. Sono quelli del Morbegni, mi hanno lasciati a proteggere la nostra ritirata, ci seguiranno dopo. Il Morbegno non tornerà, combatterà sino all'esterno. Ufficiali e soldati dal cappello con le bianche mappine moriranno affrontati, dietro i pezzi privi di munizioni o nell'atto di lanciarsi contro i carri armati. Scompariranno tutti nel vortice di scontri che dureranno la notte e il mattino seguente. Sono i giorni dell'ira, le tappe di un calvario che non accenna a finire. Continuo a camminare. Dopo una breve salita mi passo in un avvallamento con un po' di case. Nessuno conosce il nome del villaggio. Alcune isole bruciano. Fuochi sono stati accesi all'aperto, le slitte con i muli attaccati sono in fila indiana oppure raccolte a cerchio. Le case non sono sufficienti ad ospitare la massa dei soldati. I feriti rimangono nelle slitte, uno di fianco all'altro, sotto coperte dal colore indefinibile. Ogni tanto si sente il lamento di qualcuno. Da un'isola esce un alpino, con passo stanco va verso una slitta priva di muro e di cavallo.
Mi inginocchio anch'io dall'altro fianco della slitta. Di che battaglione siete? Del tirano? Sono miei fratelli, uno è ferito e l'altro è congelato ai piedi. Non li ho voluti abbandonare all'egoismo, li porto via con me. Ma chi trascina la slitta? Io. E ce la fai. Ogni tanto sulle salite qualcuno mi dà una mano. È duro, ma ce la farò. Nostra madre ci aspetta a casa. Come lo trovo? Come lo trovo, mio fratello? Non c'è mai. Crede che riuscirà a resistere sino fuori della sacca. E può darsi che tra poco sta meglio. Mi ha fatto prendere il caffè, l'ho riscaldato nell'isma, però mi preoccupa la ferita dello stomaco. Ma è sempre stato il più robusto di tutti e anche il più intelligente. E lui come lo trova, padre? È grave lui. Il giovane abbassa il capo e lo stringo a me. Hai mangiato? Hai preso qualche cosa? Devi essere coraggioso. Perché? Per tornare a casa. Se non vengono loro con me. Non finisce la frase alla gola perché chiuse un singhiozzo riflesso. Rientra nell'isma ed esce poco dopo con lo zaino sulle spalle. Si aggiusta alcune corde e 2 tiranti di stoffa colmano la vita. E i 2 fratelli giacciono nella slitta sotto le coperte dal colore indefinibile. L'alpino legge il tirante della slitta e prova a smuoverla. È pesantissima, ma riesce con facilità. Si volta verso di me, si tocca il cappello in un saluto quasi cameratesco. Arrivederci, cappellano. Ogni segno di commozione è scomparso dal suo volto. Ha una grintatura, quella dei Garbini. 23 gennaio 1943, Kovalev. L'alba del sabato 23 gennaio è il 6° giorno di maggio, privi di rifornimenti. La fame e la sete mettono a dura prova il fisico. La massa degli sbandati avanza nel solco di neve, disegnando una scia nerastra e i corpi seguono in attesa di buttarsi sulle parole dei muri o sui cadaveri, coinvolta vita per la pace e la fame. Gli scontri con tutte le colate e i partigiani si rinnovano ogni giorno. Rischi violentissimi e pure si risolve in breve tempo. Ogni paese è conquistato a prezzo di vite umane. Freddo, fame, sete, sono 3 nemici spietati che non risparmiano nessuno. Qualcuno, giorno e notte, mattino e sera. Giungono invece gli aerei. Sono le prime ore del pomeriggio. I radar investono la nostra colonna di fianco. Sparano con le mitragliatrici di bordo, davanti all'elica a ritmo diavolato. Si accendono i puntini rossi delle pallottole. Ci chiniamo istintivamente, la colonna si sbanda, i muri si agitano in piedi, i radar se ne vanno, la morte resta con noi. Corpi sussultano sulla rete, qualcuno urla di dolore e i feriti trovano posto nelle stinte. I moribondi vengono trascinati fuori dalla vista perché non siamo calpestati e restano insepolti.
24 gennaio 1943, Malakayevka, Romankov. È domenica, 24 gennaio, nevica. Traffiche di tormenta investono le case e la colonna degli alpini che si è già avviata sul dorsale delle colline. Nel nostro mucchio di corpi un soldato è morto di gelo. Le altre hanno i primi sintomi di congelamento ai piedi e alle mani. Porto l'alpino deceduto fuori del capannone e lo rodo in un fosso. Aiutiamo i tre congelati a compiere frizioni di neve e a fasciare mani e piedi. Adesso so dove andiamo. A Malakayevka e a Romanokov. Una marcia di una trentina di chilometri circa. La marcia tra neve alta e cielo intenso diventa un calvario per gli alpini, impegnati in uno sforzo estremo di volontà e resistenza. Mentre alcuni trasportano feriti e congelati nelle isole, la colonna avanza a fatica, lottando contro il freddo, la sete e la fame. Fermarsi significa cedere alla morte bianca che giunge lungo le piste della ritirata. Camminiamo verso Malakayevka, dove incontriamo i primi assiderati, coloro che hanno desistito dalla lotta. Sono seduti vicino a un albero su una gomma del terreno. Chi è morto, la neve lo ricopre di un bianco lenzuolo. Chi muove ancora la testa in cielo l'ha già immobilizzata le gambe e sale verso il cuore. Il sangue circola lento, sempre più lento, poi gela. La morte per l'assideramento è indolore, è abbastanza rapida. A Malakayevka la tridentina combatte per 2 ore in una battaglia feroce. Gli alpini affrontano il freddo con astuzia, mentre i battaglioni avanzano casa per casa, sostenuti dall'artiglieria. Gli scontri intensi e caotici portano alla conquista del paese, consentendo la ripresa della marcia verso il campo. Entro in Malakayevka. Mentre la battaglia sta terminando e la sparatoria si allontana, aiuta a raccogliere i feriti. I morti li mettiamo a riparo nel fosso di fianco alla strada, perché non vengano calpestati. La cittadina offre generosa ospitalità, c'è posto per tutti. Intanto a mezzogiorno è passato un pezzo. La fiumana degli svantaggiati raggiunge il paese e invade le isole. Non ne possono più. Il freddo li ha inghiottiti, li ha sconvolti. Hanno fretta di trovare un rifugio caldo, di sottrarsi, di fuggire la minaccia del cielo che uccide. Troviamo un'isola bella, comoda e vuota. Entriamo. Il capitano esce in cerca di acqua e ritorna con un secchio colmo. Dove l'hai trovata? Qui accanto c'è un pozzo. Bevo in ginocchio un chino sul secchio, ingordamente. Credevo che solo in Africa si soffrisse la sete. Qui è peggio dell'Africa. Vieni con me, capitano. Partiamo subito. Non possiamo rimanere qui per questa sera, per la notte. È un posto comodo. No. La tridentina prenoterà a Romankov. È meglio non perdere i contatti. Qui l'aria scotta e i russi hanno avuto troppi morti. Possono ritornare da un mondo all'altro piedi. Ma la neve. Siamo d'inverno e neve, che c'è di strano? Uomini, muri, spinte si accavallano e si inseguono in una confusione paurosa. La pista è la più disastrosa che stanno percorrendo da 7 giorni. Non si sa se il buio che incopre sia provocato dalla notte imminente o dai turbini di neve implacabili. Sono decine, centinaia di cadaveri che fanno ala al loro passaggio. Per la morte bianca è giunta l'ora della vendetta. I corpi dei bambini morti di stanchezza e di gelo giacciono nelle cose più strane, seduti, accovacciati, supini. Il 25 gennaio 1943, Nikitovka. Lunedì 25 gennaio. Nikitovka, in questa cittadina dalle isole allineate, geometriche e ospitali, arrivarono il primo pomeriggio, avendo davanti alla prospettiva di parecchie ore di sole. Se fosse
di andare a piedi, signor Italia. A me il freddo non importa, ma per la tormenta di ieri mi aveva proprio tagliato le gambe. Ma che tormenta! È stato lo stomaco vuoto, come si fa a camminare se non metti del carburante dentro? Ma tu il carburante lo hai sempre avuto con te. Cosa vuole, signor Cappellano? È naia, si arrangia. Per i battaglioni alpini inquadrati il discorso è molto diverso. Essi passano fiduciosi delle proprie armi, tagliati, fieri ed eroici, di un eroismo senza posa, un eroismo fatto di proclamamenti e di parolacce, di violenza e di dedizione. Li vedi scalare i rossi delle colline mangiando, ridendo, e qualche volta con gli occhi di sole sulle labbra. Ogni assalto a una sbarramento di questi rossi sulla via della ritirata vuol dire per molti loro l'amore. Non ci pensano. Il mestiere dell'alpino è anche morire, triste, ma è secondo il destino delle cose. La filosofia di questi alpini e testardi incontanati è di una semplicità sconvolgente. Non sono degli insensibili, sono degli eroi senza terra, disposti al sacrificio supremo, che altri nel dato giorno. Cappellano, ce la faremo, usciremo dalla sacca. E perché mi dubiti? Non sei convinto che gli alpini nessuno li veda? Domani è la giornata decisiva. Se riusciamo a forzare il paese in Lokaevka, è quasi certo che sfuggiremo alla cattura dei russi. Durante la marcia verso Nikitovka, il capitano era comparso al mio fianco improvvisamente, proprio mentre da una piccola area trevo un tenaino con favoli pieni di miele e di api addormentate. Il capitano compariva nei momenti più pensati, generalmente quando c'era qualcosa da mangiare. Me ne dai un pezzo, cappellano? Divisi il fatto tra diversi alpini. Il capitano ebbe la sua parte, succhiò il miele dalle cellette. Buono, è tutta forza ed energia. Con il miele il capitano ingurgitò le api e finì per mangiare la cera del favolo. Grazie, cappellano, sei stato un amico. Nella notte accadde il finimondo. A un certo momento il fragore selvaggio dei paravenon russi scoppiò nell'interno dell'isola in cui mi ero fermato. Partigiani a gruppi regolari ci avevano colto di sorpresa. Si sparava dappertutto, da 1 metro di distanza, da 10 metri, da 100 metri. Corpi feriti si dibattevano nel buio sul pavimento dell'isola gridando, gemendo, rotolando. Il tenente medico accanto a me si agitò e fece per discendere da sopra il fuoco. Mi parve di sentire lui. Lo fermai con una mano pressata sulla sua bocca. Attendemmo. Dal pavimento dell'isola salivano i lamenti dei feriti. Gli altri alpini erano fuggiti sfondando una finestra. Attendemmo ancora. Il rauco glaciale dei paravenon si dileguava in lontananza. Gli alpini delle diverse compagnie si chiamavano a voce alta nei boschi convenuti. Una mitragliatrice cominciò a sparare non molto distante da noi. Eravamo immersi nel buio, paralizzati dal violento risveglio. E il cuore era un tumulto. Il tenente medico scivolò verso l'apertura di uscita del fondo. L'ISPA brucia! Presto! Scappiamo! Mi parve che attorno si fosse fatto un enorme silenzio. C'erano solo una luna chiara e un'alma color ruggine che avanzava lentamente, vicino, sempre più vicino. Le mani fulgerarono nello zenito, tirai fuori le bombe a mano, 2, un lancio, uno scoppio assordante, un secondo lancio, automaticamente sparì 3 colpi di pistola. Il russo fece ancora alcuni passi, lasciò cadere il paravello, lo rotolò sullo deve verso di me e rimase con la faccia rivolta verso la luna. In quel momento il tetto dell'ISPA crollò, mandando in alto un fumo acre e lo splendore di 1000 scintille. E ripetevo forte in modo ossessivo: se non moriva lui, morivo io. Se non moriva lui, morivo io. Se non moriva io, morivo io. Se non moriva lui, morivo io. Non sentivo nessun rimorso per ciò che avevo fatto e mi pareva strano. Se non moriva lui, morivo io. Se non moriva lui, morivo io. Raggiunsi la testa degli alpini, le prime case del paese.
parve che attorno ci fosse un enorme silenzio. C'erano solo la luna chiara e un'alba che avanzava ancora. E alla fine sentii una voce che mi disse: Cappellano, cappellano, hai il viso sporco di sangue, sei ferito? No, laggiù 7 dei nostri sono rimasti uccisi nell'isola. Se fossero solo 7, che te ne fai della pistola? L'ho trovata e ho trovato anche le bombe a mano, potrebbero servire. Vuoi ammazzare qualche partigiano? No. Se non me li fai tu, mi morirò io. E dentro di me pensavo: sei un impostore, perché non dici la verità? Perché non riconfidi che hai ammazzato poco fa un partigiano russo, un uomo? L'hai fatto per difenderti, vero? Ma l'hai ammazzato. 26 gennaio 1943. Arnautovo Nicolaevka. Il 26 gennaio 1943 gli alpini della Fiorentina marciarono verso Nicolaevka affrontando condizioni estreme e un nemico ben posizionato. La battaglia culminò con l'assalto del battaglione Fiat che sotto un intenso fuoco nemico ricevette l'ordine di prendere la selletta per aprire la strada. Senza fuga con l'artiglieria di carta, gli alpini avanzarono con coraggio, lanciando colpi a mano e sfidando la morte per portare a termine la missione. Vedo la 49esima compagnia spostarsi all'estremità sinistra. Si attendono mortai e cannoni in appoggio all'attacco, ma tardano a venire. Gli alpini riempiono i tascapani di bombe a mano, tengono i moschetti sotto il pastrano perché le canne non girino, caricano i fucili tagliatori e sorridono stringendosi la mano e qualcuno si abbraccia. I russi hanno cessato di sparare con le mitragliatrici in attesa dell'attacco. Mi trovo davanti ad uno spettacolo raccapricciante. Decine di morti sono ammucchiati nelle case. Altri corpi sono congelati sui pezzi di artiglieria come se stessero ancora sparando. Sono alpini del Valchiese e gli artiglieri della 33esima batteria Gruppo Bello. Hanno combattuto tutta la notte, mentre il sesto si allontanava alla volta di Nicolaevka. Non hanno ceduto un metro di terreno. Si sono fatti ammazzare sul posto. La visione macra è orrenda. I cadaveri tra le isole non sono solo gli alpini. Anche i corpi dei russi giacciono uno sull'altro in pose grottesche, con i volti sporchi, ghiacciati nell'ultima smorfia dell'agonia. Il tiranno scatta la sangue. Vedo ora la 49esima compagnia sulla sinistra iniziare la scalata della selletta. Si è sentita la voce del comandante gridare forte: avanti! Gli alpini marciano adagio, si allargano a vent'anni, in testa agli ufficiali indicano la strada entrando all'esilio. Io trattengo il respiro, gli occhi seguono allucinati quel pugno di uomini avanzare a strappo sul cranio lucido della sedetta verso la cima. Gli alpini avanzano, moschetti puntati, bombe a mano pronte, 1, 2, 3 secondi. La battaglia si accende con un boato macro. Mortai e mitragliatrici russe sono entrate in azione. 3 ufficiali della 49esima sono segati in 2 al ventre dalle pallotte della più vicina postazione russa. Gli alpini della 49esima sparano ancora, lanciano bombe a mano, cadono, si rialzano, cadono e ancora si rialzano. Sul fianco, nello stesso tempo, la 49esima compagnia ha iniziato l'accecchiamento dei russi avanzando sulla destra e la 46esima della compagnia comando saltò dal centro. L'artiglieria non è ancora entrata in azione. L'assalto si sviluppa all'arma bianca. I primi alpini della 49esima raggiungono un tratto della sommità della selletta. Sono annientati. Dietro i cadaveri allungati sulla leva avanzano altri alpini. L'ordine risuona perentorio. Andare avanti ad ogni costo. Avanti ad ogni costo.
Dal topo a Nikolajevka, le 3 ore di marcia sulla neve compatta non portano nulla di nuovo. Sole e freddo come ieri, le solite imboscate ai fianchi contro le colonne e le stive dei feriti, l'arrivo delle cittadine tedesche con viveri e munizioni per i tedeschi. La colonna si ferma davanti a Nikolajevka, la cittadina così simile ai borghi prealpini. Ecco, in basso alla ferrovia, in alto al semicerchio le colline coperte di boschi, a metà le case, i palazzetti, le isole, la stazione, la chiesa sulla piazza centrale con il campanile a russo e senza campane. Davanti alla ferrovia si allarga un ampio più coperto di neve folata da mestieri secchi e girasoli. Per entrare in paese la strada di Corso discende verso un ponte sotto la ferrovia e sale tra le case. Mezzogiorno del 26 gennaio. È l'ultimo ostacolo capellano. Se passiamo di là, oltre il paese, oltre la gola delle colline, siamo salvi, siamo fuori della sacca. Chi vi parla è un ufficiale del comando che va a prendere ordini dei superiori. Secondo le informazioni della misteriosa Radio Scalpa, le cose non si mettono troppo bene. I battaglioni, o meglio i resti dei battaglioni del Sesto, hanno attaccato il paese, ma sono stati respinti. I russi non intendono mollare, danno un'impressionante dotazione di artiglieria. Davanti alla ferrovia le truppe alpine hanno trovato fragili ripari e attendono rinforzi per tentare un secondo assalto. Intanto arrivano altri sbandati, tutti gli sbandati. I feriti e i congelati attendono nelle slitte. I sali si danno da fare, oppure distesi sulla neve, riposano. La ferrovia viene attraversata da diversi reparti. Molti alpini calano, molti riescono a trovare un riparo e pieno blocchi di ghiaccio. La stazione è occupata di slancio, poi è la volta delle prime isole. È un momento drammatico. I russi sparano all'impazzata, bisogna risparmiare. Gli uomini dell'Edo conquistano un nido di mitragliatrici che massacrano gli alpini del sottopasso della ferrovia. Alcune isole vengono incendiate, gli alpini tendono la neve e cosparsa di corpi immobili, di gente rantolante. La sosta si prolunga nel pomeriggio. Ricompaiono gli aeroplani russi. Scendono a bassa quota sulla marea di gente, mitraglia. L'unica difesa è quella di sparare con i fucili contro gli aerei. Volano così bassi che uno di essi colpito sbaglia, si incendia e precipita da un mondo distante. Alcuni ufficiali reclutano gli sbandati sani in possesso dell'arma. Cercano di inquadrarli in piccole unità per l'imminente assalto. Tutti quelli che possono si fanno avanti. Oltre la ferrovia, tra le prime case si combatte, ma che questo attacco non riesce. Almeno così pare a noi che guardiamo da lontano. Le ore passano e aumenta la sensazione che non si andrà oltre. Nikolajevka sarà la nostra tomba. Intanto i cannoni continuano a sparare e i mortai non danno tregua. La marea di gente in attesa sul piatto rovesciato distante dalla ferrovia si agita, subisce sfondamenti. Nelle slitte si muore di freddo e di cancrena. I feriti urlano, invocano che si vada avanti, che non si aspetti più. I soldati sbandati dell'Amnerense, della Giulia, chiedono armi. Armi non ce ne sono. Ora tutta la tridentina è schierata davanti alla città. Anche tutti i resti del quinto reggimento sono giunti di incalzo al sesto. Gli ufficiali di ogni corpo si sono fatti avanti ai gruppi e scendono verso la ferrovia. Combatteranno con la pistola e qualche bomba a mano. I russi continuano a sparare davanti. Corpi e feriti e cadaveri vengono trascinati dietro il terrapieno. Accanto agli alpini annunciati e pronti per un nuovo attacco. Adesso sento alle spalle il lamentoso gridare degli sbandati, le voci dei feriti, dei congelati che urlano parole incomprensibili. Pare di essere una voce infernale con le prime ombre della notte il cielo aperto.
Una voce percorre scuote con un brepito le brughe spirate. Alpini avanti! Tridentini avanti! Tridentini avanti! Si grida da tutte le parti. Il grido viene ripetuto, fiorisce su 10, 20, 1000 bocche. Viene urlata su Argiogola, Tridentini avanti! Avanti! Un carro cingolato tedesco rotola nella discesa. La massa nera degli sbandati avanza con un fragore sordo, violento e minaccioso. Tutta l'artiglieria spara su questa massa, cadono uomini, crollano muri, le sedute colpite dei mortai si rovesciano con il loro carico. La massa avanza senza tentennare. La tridentina sta occupando il paese, la marea degli sbandati la segue per dare una mano agli alpini nell'unico modo che le è possibile. L'artiglieria russa poco tace. Avanti! La tridentina fonda ancora una volta. La massa inerte di migliaia di sbandati ha giocato la sua carta, ha sussultato come bestia ferita e si è stagliata dietro la divisione che ha conquistato Nikolajevka. I russi sono rimasti travolti, annientati e hanno dovuto fuggire, cedere le armi davanti alla disperata volontà di chi voleva uscire da quella saga. Avanti, Tridentina, avanti! Nella marcia verso la chiesa i cingoli dei carri schiacciano alcuni soldati. Diverse case sono distrutte. Il clamore e la confusione salgono ad un parossismo indescrivibile. Le espressioni riempiono di ferite e di sbandati. Sento una battuta che si dirige verso alcuni capannoni appartati di fianco al paese. Pare che lì ci siano prigionieri dell'opulenza. Infatti ci sono. No, né più le scarpe e neanche i cappoti. E raccontano di aver seguito le varie fasi della battaglia dei finistrini della loro prigione. Le sentinelle russe sono fuggite poco prima del nostro arrivo, ci abbracciano per la gioia ed escono a precipizio verso Nikolajevka. Nell'edificio delle scuole elementari, soldati della sanità stanno sistemando i feriti della Tridentina. Li mettono assieme a quelli russi che pare non comprendano questo atto di umanità e poi lanciano una bomba a mano contro gli italiani. Allora i russi vengono sparati e rinchiusi in un'aula del primo piano. Più in là, alcuni alpini riassumono le varie fasi della battaglia e fanno l'elenco dei soldati morti del loro paese. Ritorno nella piazza per rendermi utile e sapere le ultime notizie. Slitte e muri vanno e vengono dalla ferrovia. Si ricercano i feriti meno gravi e si fa il bilancio dei morti. L'episodio più terribile lo richiamo dopo mezzanotte. In un sbarcando alla chiesa magazzino erano stati alloggiati una trentina di feriti gravi e trasportati. Non si sa come l'Ismar preso fuoco. Nel rogo rabbioso bruciano tutti e 30 senza possibilità da parte nostra di poter prestare loro soccorso. Le urla di dolore non avevano nulla più mano. La carne bruciata pulsava. Accanto al rogo l'ultimo lamento si perdette nel crepitio dei muri che crollavano. Madre nostra che si sente peccato in noi. Accogli queste anime. Ora la battaglia di Nikolajevka è finita. Con il primo accendere dell'alba ricomincia la marcia di schiacciamento. Le speranze sono aumentate, ma sino a quando le forze si sorreggeranno. 27 gennaio 1943, Uspenská, Torino. Il 27 gennaio 1943 gli alpini riprendono la marcia dopo la vittoria a Nikolajevka, ormai ridotti a una colonna stremata ma determinata. La battaglia, un gesto eroico e disperato,
ha visto la Tridentina affrontare cannoni e mitragliatrici con una forza d'animo straordinaria. Sotto il comando del generale, l'assalto è stato un simbolo di coraggio e sacrificio. Ora, nella steppa infinita, si contano i superstiti e si scambiano gesti di solidarietà fraterna. Anche il generale è morto, il compaesano e tanti amici sono morti. Anche un cappellano è morto, non solo. Il bilancio si presentava disperato. Quando non hanno la certezza della morte, gli alpini ripetono le due sole frasi. Sarà disperso, oppure sono rimasto indietro perché finito. Ma l'una e l'altra frase quasi sempre si equivalgono tra di loro e si identificano con la morte. Lo sanno gli alpini e camminano a testa china scambiandosi un monosillabo, ripetendo in una negra ossessiva e drammatica la parola morto. È morto, è morto, è morto, è morto. Nikolaevka è ricaduta immaginata in mano alle truppe russe. Non fanno complimenti i soldati dell'Armata Rossa. I feriti, gli intrasportabili, vengono eliminati. Un colpo di pistola in fronte o alla nuca, una sventagliata di mitragliatrici, una mazzata sul cranio con il calcio del fucile. Gli italiani alle spalle della colonna alpina sono nella quasi totalità intrasportabili. Le truppe russe hanno fretta, hanno i loro feriti e scarseggiano di viveri e poi vorrebbero fermare gli alpini di ferro che da 10 giorni camminano, combattono, travaggono ogni sbarramento e proseguono in un'avanzata allucinante e spaventosa. Finora i più forti sono stati gli alpini, che dimostrano una resistenza senza limiti e che dopo 200 chilometri di marcia sanno camminare sulla neve come se oggi fosse il primo giorno di un'escursione obbligata. Sono previsti per oggi 40 chilometri di pista senza soste intermedie. Cappellano, quanti chilometri dovremo ancora percorrere oggi? Non pensare a quanti, pensa ad oggi e cerca di essere forte. Domani vedremo cosa succederà. La notte del 27 gennaio, o almeno le ore di sosta le passai, in buona parte assieme a Gnocchi, in un'isola calda e affollata. Dormimmo poco perché avevamo tante cose da dirci, o almeno chi aveva tanto da dire era lui, Don Carlo, il dolce cappellano dalla vita ascetica meravigliosa e il sorriso buono nel volto smagrito, illuminato dagli occhi chiari. Don Carlo non aveva più, come davanti a Nikolaevka, l'impressionante rassegnazione di chi sta per iniziare il volo verso l'eternità. Era più fiducioso, più disteso, e il suo cuore appariva gonfio di riconoscenza verso i due alpini che secondo lui lo avevano raccolto dalla neve e salvato da una morte sicura. «28 gennaio 1943. Ludovinovo, Salonica». Don Carlo mi svegliò con tocchi leggeri sulla spalla. «Mi senti? Si sveglio?» «Sì, sì. La notte sta per finire, sono le 4. Non hai dormito?» «Certo, ma senti, vuoi fare la comunione?» «Cosa dici?» «Dico la comunione». Mi svegliai di colpo. Il buio dell'alba si era diradato. Ma perché con te il Santissimo? L'ho sempre portato con me. Me ne rimane solo un piccolo frammento, ma per lui basta. Oggi finalmente saremo fuori dal pericolo. Don Carlo parlava gustando la gioia di partecipare al confratello nel suo segreto dei giorni trementi di morte e di eroismo. Portava il Christus nella tega d'oro sul petto come un'arma, come un trofeo, come il talismano più caro, l'oggetto più prezioso del mondo. Don Carlo, allora il nostro Signore è sempre stato con noi, ha camminato con gli alpini. Non ti pare bello? Il cavallo degli alpini è stato anche il suo cavallo, accoglieva i caduti, confortava i combattenti, era
29, 30, 31 gennaio 1943. Bessarab Porsche, Troitskoye Shebekino. Gli ultimi giorni del gennaio 1943 cadono di giovedì, venerdì, sabato e domenica. La colonna alpina continua a camminare dal mattino alla sera, nelle ore notturne e sotto il sole che non riscalda la temperatura gelida al di sotto dei 30 gradi. Sono oltre 300 km percorsi. Le nostre file si sono ancora sottogliate. Siamo in pochi, sempre più in pochi. Le nostre divise sporche, lacere, il nostro modo di ripararci dal freddo con coperte di vario tipo, danno l'impressione di essere dei tragici superstiti, degli scappati da una bufera apocalittica, addii che spezzano il cuore. Nulla è più terribile di questa pazzesca cerimonia dell'abbandono. Dopo Nikolajevka, molti alpini esausti si arresero nelle isole. La vera tragedia iniziò con la cattura. Orrori indicibili attesero i prigionieri, soprattutto quelli incapaci di proseguire dopo centinaia di chilometri di marcia. Ai primi di febbraio del 1943, decine di colonne di alpini prigionieri rifacevano le strade della ritirata alla volta del fiume Donno. Non erano più uomini, ma bestie braccate, tenute assieme dal terrore e avanzati con sforzo supremo per non finire stecchiti dal colpo alla nuca dei parabelli. È la pagina più triste, più disumana, e che è appena temperata dagli atti di pietà e di trattenuta commozione delle semplici donne dei villaggi ucraini. Chi nella colonna restava indietro non aveva più speranza di vita. Veniva affrettato e finito a colpi di pistola. Non vi era vita per nessuno. Ragazzi di 14, di 15 anni uccidevano con fredda indifferenza, con il furore di chi distrugge qualcosa che gli è venuto a noia. Le cronache dell'orrore testimoniano l'indomabile spirito degli alpini, anche di fronte a torture e morte. La vicenda del cappellano della Cuneense, brutalmente assassinato dai partigiani russi, e la morte silenziosa di un altro cappellano a Oranchi mostrano la dedizione e il sacrificio degli alpini. Anche nella tragedia questi uomini mantennero l'onore, celebrando i compagni caduti con canti come Sterutis Alpinis. Le loro gesta, intrise di dolore e fierezza, incarnano una leggenda eroica che il tempo non potrà cancellare. Io ringrazio veramente per essere stati presenti qui voi questa sera e
mente il dramma di quei giorni. Chiedo scusa alla nostra madrina e a chi ha dovuto soffrire più di altri nel ricordare dei giorni che sono particolarmente dolorosi per loro. Ma chiedo a tutti voi di tornare a casa e alimentare la memoria, perché la memoria non resta tutta da sé, deve essere alimentata, coltivata, e portare con noi il pensiero che da queste tragedie devono sorgere degli insegnamenti che ci facciano invece pensare a un mondo migliore, un mondo dove giovani soldati non devono più andare a morire per una chiamata a cui hanno risposto con l'orgoglio, con la serietà, con l'amore